Sul caso apostolico interviene anche il ministro Nello Musumeci dalla convention di Fratelli d'Italia Brucoli. Certamente mi sembra davvero difficile poter difendere il ruolo di un magistrato che alimenta pregiudizi e che ha fatto scelte politiche, che ostenta queste scelte politiche, sulle cui scelte poi è chiamata a decidere e dovrebbe decidere con animo sereno. Non può farlo chi già ha fatto una scelta. Il ministro fa riferimento alla sentenza del giudice catanese che non ha convalidato il provvedimento con cui è stato disposto il trattenimento di 4 migranti emesso dal questore della provincia di Ragusa. Poi l'affondo su un altro giudice etneo. E mi permetto di dire che fra i magistrati catanesi l'Apostolico non è la sola a fare politica. Fra tanti magistrati seri, anche di sinistra, che mantengono una condotta improntata a responsabilità, c'è qualche politicizzato che non meriterebbe la solidarietà della gente responsabile e della gente per bene. Dalla Lega intanto, dopo la pubblicazione del secondo video della giudice etnea, viene reiterata la richiesta di dimissioni immediate di Apostolico, come scrive il Carroccio in una nota, mentre il leader dei 5 Stelle Conte chiede Salvini chiarisca come e perché ha avuto quei filmati. Addio agli ospedali di piccole dimensioni gestiti dalle ASP, le strutture ospedaliere necessarie saranno accorpate alle aziende ospedaliere più vicine, quelli che rappresentano duplicazioni territoriali potranno essere chiusi o trasformati in nuovi presidi di comunità. È l'idea di riforma della sanità in Sicilia che altro non fa se non applicare le disposizioni previste dalla nuova sanità disegnata in base ai fondi del PNRR. Non una proposta, ma ancora un embrione, un'idea allo studio, come conferma anche l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo, che precisa come non esista un disegno di legge, ma soltanto un'ipotesi di lavoro, un documento interno sulla base del quale si lavora appunto. Di certo c'è che la regione dovrà ridisegnare le competenze di ASP e ospedali e creare 6 aziende ospedaliere ex novo in Sicilia, con un effetto collaterale: i manager potrebbero passare da 18 a 24. Tutto nasce dalla riforma nazionale concordata con l'Europa da applicare con i soldi del PNRR. Di fatto gli ospedali diventano strutture di alta specializzazione, non ci saranno più lungodegenti, nasceranno invece ospedali di comunità e case di comunità, oltre ai sistemi di assistenza domiciliari, e di questo dovranno curarsi le ASP. È logico che con l'accorpamento nasceranno nuove aziende ospedaliere riunite. A Palermo il civico di Cristina gestirà l'Ingrassia, gli ospedali di Termini Imerese e Petralia, mentre Villa Sofia Cervello guiderà gli ospedali di Partinico e Corleone. A Catania il Cannizzaro sarà capofila degli ospedali di Acirreale, Biancavilla, Giarra e Bronte, e sotto la guida del Garibaldi passeranno i presidi di Caltagirone, Militello e Paternò. A Messina il Papardo gestirà gli ospedali di Milazzo, Taormina, Patti e Barcellona e Sant'Agata di Militello, Lipari e Mistretta. Le 6 nuove aziende nasceranno nelle altre province e saranno guidate dal San Giovanni di Dio di Agrigento, dal Sant'Elia di Caltanissetta, dall'Umberto I di Enna, dal Giovanni Paolo II di Ragusa e dall'ospedale di Siracusa. La storia risale a qualche settimana fa, proprio quando era caldo il tema dell'accoglienza dei migranti, ed è una di quelle storie che raccontano umanità, solidarietà, vita. Una coppia di ultrasettantenni che ogni anno trascorre le vacanze a Lampedusa era a pesca a bordo di un motoscafo a 42 miglia al largo dell'isola, quando un amico che era a bordo con loro ha detto di aver visto dei delfini che in quel tratto solitamente non ci sono. Così, guardando bene, hanno visto un uomo che nuotava verso loro. Si sono avvicinati e hanno aiutato a salire a bordo un ragazzo di 29 anni originario del Burkina Faso. Subito dopo un altro ragazzo di 24 anni. Stavano male ed erano disidratati ed affamati, ha raccontato Laura al Resto del Carlino. Erano in una zona al limite, se non li avessimo soccorsi per loro sarebbe stata la fine, ha aggiunto Tommaso. I ragazzi saliti a bordo hanno ringraziato, non smettevano di piangere. Ai 2 bolognesi hanno indicato la presenza della loro barca, un piccolo gozzo che i 2 settantenni sono riusciti a raggiungere e trascinare verso Lampedusa. A bordo altri 25 migranti in balia delle onde. Erano partiti 5 giorni prima e avevano terminato la benzina. Tra i profughi c'erano anche donne e bambini piccoli. A prua una giovane mamma che il giorno prima aveva visto morire i suoi 2 figli di 2 mesi e di 1 anno e mezzo. Li aveva dovuti lasciare scivolare in mano, ha raccontato la coppia, senza riuscire a trattenere la commozione. Intanto a Lampedusa sono ripresi gli sbarchi. Sono 258 i migranti arrivati durante la notte nell'isola, dove le motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza, ma anche l'ONG Aurora e la nave Diciotti hanno soccorso 4 imbarcazioni nell'hotspot. Ci sono adesso 749 ospiti.
Il soffocamento da corpo estraneo è una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 3 anni e il rischio resta elevato anche per adolescenti e adulti. È importante non farsi trovare impreparati, basta infatti una semplice manovra per riuscire a salvare un bambino in difficoltà. La Società Italiana di Urgenza ed Emergenza Pediatrica, come ogni anno, organizza una giornata nazionale per insegnare le manovre per la vita da mettere in atto in caso di ostruzione delle vie aeree e la manovra cardiopolmonare da eseguire in caso di arresto cardiaco. Qui siamo davanti al Teatro Massimo di Palermo. Moltissime famiglie chiedono informazioni su come seguire le manovre per la vita. Il bambino ha appena ingerito un Viusel che non riesce a espellere. Cosa bisogna fare, dottoressa? Non piange, non tossisce. Mi posiziono col bambino in posizione declive. Colpisco con 5 pacche interscapolari la regione del dorso, 4, 5. E alterno 5 compressioni toraciche. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre tenendo la bocca a pianto, l'abbiamo disostruito. Chiunque quindi in caso di emergenza può intervenire per salvare una vita. È una manovra di importanza fondamentale perché può salvare davvero la vita ai bambini. Circa 50 bambini all'anno in Italia muoiono, circa molti di più chiaramente in Europa e davvero, essendo piccoli oggetti inferiori a 4 centimetri, giocattoli o più spesso cibo, possono dare un soffocamento nei bambini che talvolta può essere letale. Sapere fare queste semplici manovre e farle tempestivamente è fondamentale e devono essere, non necessariamente medici o personale sanitario, ma i genitori, gli insegnanti, tutti devono sapere fare questa manovra, è molto importante. Fare queste manovre soprattutto in età pediatrica si favorisce sicuramente quello che potrebbe essere l'ultima spiaggia per poter salvare una vita, ma soprattutto imparare a poterle fare quando è veramente necessario, perché molto spesso si applicano queste manovre in maniera errata. Ricordatevi sempre che sono delle manovre particolari e che vanno fatte in un momento particolare, cioè quando il bambino davvero non respira. Domenica d'ottobre, che caldo fa? Sul calendario è autunno inoltrato, ma a Catania è piena estate. Qui siamo a San Giovanni Licuti e questo è il Solarium. Tra una corsetta sul lungomare, una passeggiata in bici o sul monopattino, immancabile un tuffo al mare in una domenica estiva. L'acqua è bellissima, come tutti i giorni, come ottobre, come settembre, l'aria è fantastica. E a Catania si è abbronzati tutto l'anno. Tintarella tutto l'anno? Beh, fin quando il tempo lo permette, sì. Lei è abbronzatissimo. Sì, mi piace il mare, il sole, la corsa, perché prima del mare mi faccio sempre la corsa. Per chi è questa fotografia? Per un carissimo amico mio fraterno che si trova ora a Vicenza e non può godere di tutto questo. Quindi gli faccio vedere cosa si sta perdendo. Per una foto che va, un turista che arriva come questa ragazza torinese. A Torino in questo momento, che staranno facendo? Niente di che, perché appunto non avendo il mare, la gente cosa fa? Va a prendersi un caffè al bar, un dehors, 4 chiacchiere perché non hanno il mare. Come rinunciare ad una giornata come questa? Del resto in Sicilia è così, sole, mare, un panorama unico e sono tutti felici. Sorridiamo sempre, anche con 1000 problemi noi ridiamo, scherziamo, andiamo a mare, sempre come se stiamo sempre in vacanza. E sul cibo da portare al mare a Catania non ci sono rivali. Vince arancino o gelato? Arancino, tutti arancino scelgono. Nonostante il caldo? Sì, l'arancino non ci rinunciano mai. Tra un tuffo e un altro ci sono anche le cartoline da San Giovanni Licuti. A chi è indirizzata questa foto? Allora, questa foto è indirizzata ai miei figli, che sono tutti e 3 fuori, in 3 posti tristi e piovosi. E ai miei figli un caldo e meraviglioso abbraccio dalla Sicilia e dalla loro casa e dalla loro mamma. Il Catania ciuffa un pari interno con il Latina recuperando l'iniziale svantaggio dopo una partita difficile che conferma alcune lacune nella costruzione. Tabliani ripropone lo stesso 11 di Caserta, fatta eccezione per Marsura che torna titolare al posto dello squalificato Bocic. Il Latina fa quello che ci si aspettava, si chiude bene schermando le linee di passaggio rossazzurre per poi provare a ripartire. Fella chiama al primo intervento della giornata Beters. Il Catania gioca in modo compassato e si affida come sempre a Chirico, ma non riesce a trovare la soluzione giusta. E così arriva il gol del Latina, cross dalla sinistra di Fella
Fella, Mastroianni colpisce di testa trovando ancora Beters, ma sulla ribattuta è facile per lui mettere in porta. 0-1. Il Catania non riesce a produrre una reazione convincente, si affida ai calci piazzati. Su azione seguente a calcio d'angolo la palla arriva a Silvestri che conclude e trova la deviazione di tacco di Curado, palla sul palo. La ripresa si apre con il Catania ancora imballato e per poco Fella non approfitta di una ingenuità difensiva. Il suo tiro deviato da Beters finisce sul palo, poi Mazzotta allontana provvidenzialmente. I rossazzurri chiudono in Latina nella propria metà campo e provano dalla distanza, ma succede poco e quando possono i laziali ripartono. Ci vuole l'invenzione personale che arriva al minuto 73. Marsura fino a qui poco incisivo affonda bene sulla sinistra, traversone ed ecco il genio di Chiricò che si presenta in mezzo all'area al volo di sinistro, segna l'1-1, terzo gol in 2 partite per l'uomo dotato di maggior resto fra i rossazzurri. E ancora Chiricò a farsi vedere su respinta del portiere ospite che poi riesce a bloccare la conclusione dell'attaccante Etneo. Ci si mette anche la sfortuna, l'ennesimo legno colpito dal Catania in questa stagione, questa volta Buà nel finale a timbrare la traversa con una violenta conclusione di destro. Finisce 1-1 e per la terza volta su 4 partite di campionato gli etnei non riescono a portare a casa la vittoria al Massimino. Al Sorrento basta il minimo sindacale per brindare alla prima vittoria in Serie C e agganciare in classifica il Messina che al Viviani di Potenza ha disputato la partita più brutta della stagione. Giacomo Modica sbaglia formazione, inserisce a sorpresa Pacciardi per Ferrara, lasciato in panchina e la sua mossa è un punto a favore per i campani che presidiano la metà campo avversaria fino alla traversa di Todisco e al salvataggio di Fumagalli su De Francesco. Al minuto 27 l'episodio decisivo, con Pacciardi spesso in ritardo e fuori posizione, che entra in contatto con la Monica. Per Deusanio di Faenza il rigore che De Francesco trasforma con buona precisione. A centrocampo pesa l'assenza di Firenze, fermato da un problema alla caviglia. C'è Franco con un ruolo diverso e in ritardo di condizione. Il Messina non riesce a creare azioni significative, a parte un tentativo di Scafetta con pallone alto sulla traversa. Il Sorrento spinge, cerca il raddoppio, sfiorato da Ravasio, Loreto e la Monica tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Messina non pervenuto, privo di sussulti, Modica inserisce Zunno, Cavallo, Zammit e Luciani, passa al 4-2-3-1, la sveglia giallorossa suona in prossimità dei minuti finali. Troppo tardi per meritare un risultato diverso dalla sconfitta, anche perché il tocco di mano di Fusco per l'arbitro non è da rigore, quando Plescia segna e oltre gli avversari e Luciani fallisce da 2 passi il possibile 1-1. Secondo in classifica ad un punto dalla prima che è il Parma e con una gara in meno. Il Palermo nel day after si gode ancora di più il successo di ieri al Braia contro il Modena, 2-0 con gli autografi di Henderson e Mancuso. Il Palermo ha dominato anche il Modena approfittando della superiorità numerica, giocando una partita pragmatica con una difesa impenetrabile che sta diventando il vero punto di forza dei siciliani. Solo 4 gol subiti fino adesso. Corini applaude la squadra e i tifosi. Sapevamo di affrontare un avversario che aveva delle qualità, ve le ha messe in campo. Secondo me mi ha fatto 40 minuti importanti il primo tempo, sia in parità che in superiorità numerica, avendo 3-4 situazioni veramente giuste per poter fare gol. Non mi sono piaciuti gli ultimi 5 minuti del primo tempo, loro su un paio di palle inattive sono stati pericolosi, abbiamo forzato delle giocate. Nel secondo tempo siamo partiti bene, abbiamo fatto il gol, in un altro paio di situazioni potevamo fare il secondo, dopo invece per 15-20 minuti il Modena ci ha creato qualche difficoltà, ci è venuto un po' il braccino. Partita sbloccata da Henderson, l'11° marcatore stagionale del Palermo. Sono veramente felice, loro è stato fondamentale per noi oggi, si vede 4.000 persone. È stato molto importante per noi. Adesso sosta per le nazionali, il Palermo tornerà in campo lunedì 23 ottobre per affrontare al Barbera lo Spezia.